Eccoli. Mi senti tu? Claro che sì. Demasiado corazon. Ormai questa è un po' la nostra sigla iniziale, quella di Alla Catalla, che sentite arrivare su per giù verso quest'ora, dopo le 12 e fino alle 2:15, poi vi terremo compagnia. Come sempre Claudio Fallica, Giuseppe Castiglia, oggi in compagnia di altri ospiti. Ma quanti amici ci sono? Ma sono quanti arrivati amici? i caffè di Antonella, vedi là Antonella. Grazie, la donna Antonella. del caffè. Aspetta che se no prendo botte domani. Ecco. Devo salutare anche Rosi e Stefania. Ciao Rosi, ciao Sai Stefania. chi sono? Sai di chi parlo? Le nostre vicine. Ci mancherebbe altro. Ma Rosi. salutiamo anche quelle di Capomolini, però, altrimenti poi mi prendono ammazzate a me. Capito? Salutiamo anche quelle di Capomolini. Anche dai. perché, come tu sai, esso ci ascolta. Esso ci ascolta, sì. È uno che ci ascolta. Questo è un pronome. Altri ospiti della giornata di oggi, direttamente from Rai Stereo 2, Radio 2, è normale, quella della Rai, Ido, tagliati che bello, pare San Paolo, no, diciamo tagliati perché c'è anche una videocamera in studio oggi, come sempre Tony Ettana che farà il backstage. Signore e signori, Lino Tortorici, from Rivera. Grande Nino. Ciao Peppino, ciao Claudio, ci siamo visti già prima. Siamo stati un po' assieme, devo dire, oggi l'abbiamo precettato. L'abbiamo preso qui e qua l'abbiamo ci una catena andò bere, ci dissimo comodo muovere qua, Ti finisce male. A contrastare la sua tigna dall'altro lato c'è un'altra tigna importante, quella di un brigantino, Lito Antonio Ferlito. Ciao Antonio, grande Antonio. Favoloso, ho detto favoloso. Oh, c'è magari Nino Fresenna, ciao Nino, come sei? Fallo venire Nino, va. Perché è bello, caro, se Nino Fresenna, useremo un frigideria e sembra un stesso, tale com'è. Qual è la cosa che in assoluto vi fa stare meglio? Passare delle ore con qualcuno, andare da qualche parte, ricevere degli amici a casa, ricevere un omaggio, qualcosa, insomma fateci sapere. 340 3554 435, questo è il numero per i vostri messaggi, quindi fateci sapere. Cosa mi rende felice? Il pistolino di mio marito, scrive qualcuno. Vabbè, sarà contento il marito. Ma no! Anche a pari soldi all'Enalotto, dice Peppe, dicono Peppe e Sissi. Beh, questa è una cosa potrebbe essere una cosa che renderebbe felice. E a Lito cosa lo rende felice? Vedere Spagna arrivare in ritardissimo su un appuntamento. È arrivato lui, Alessandro Spagna. Stiamo valendo lo saldatore, ma presto che c'è da dare un appunto scarabeo. La lente di Cobra. Cos'è? Agente Marion Cobretti. Cobretti. Beh, Cobretti è lui, Cobretti. Ciao da Cristianeddo, per caso, do you know something about a bird? È importante. Hai capito? Ma che vuoi? Cos'è? Non lo so, io vuole sapere se noi sappiamo qualche cosa circa Aicedo. No, ma forse. Ma forse qualcun altro sì. Beh, forse. Poi scrive mamma, bird, the bird is the word. Ma uno si è recuperato, Gioia, uno si è recuperato. Mamma mia. È babbaletto, sicuramente. E riempiamo questo modulo. Lei, come si chiama? Nero Lulu. Luigi. Lei è balbuziente. No, mia parte era balbuziente, che lo danno l'anagrafe era in figli buttani. Vabbè. Andare in giro con la mia moto, Peppe da Ragusa. Questo ciao Peppe. Peppe. Rende felice. Poi ciao ragazzi, accattai il telefono carati apposta per sentirvi. Vi voglio bene, Alessandro. Ciao Alessandro. Passare una giornata vedendo uno spettacolo con attori voi due. Siete una bella coppia, saluti da Giovannone. Ciao Giovannone. Ma di che spettacolo parla Giovannone? Ma qualunque. Una cosa dialettale, una cosa uno simpatica. spettacolo che si chiama Alla Catalla. Uno spettacolo comico. Uno spettacolo. Ciao Beppe Clati, che si parla oggi? Dino D'Adrano. Chi è Dino? Ciao Dino! Sembri, grande Dino. No, perché c'è Cannaruzzone? Ma che no, Cannaruzzone? Ma perché dici? Ma non è così. Come no, è Cannaruzzone. No, sì, ma buono. Nino sta facendo la faccia che non. Nino... Ma che è sto Cannaruzzone? Cannaruzzone è un modo di dire nostro. Il Cannarozzo, diciamo come si dice? Quale Cannarozzo? Ma dove ne vedi? Che sono altro pianeta. Ribera, non in Sicilia magari. Ma non si dice. Ma non ne portiamo in Europa, stiamo a noi, se chiedete bene. Sì. E non si dice Cannaruzzone, dai. No, evidentemente. Cannaruzzone quando uno è chissà, c'è un pezzicanno con l'occhio, l'hai presente tu? Ma come? No. Un uomo che pezzicanno con l'occhio. Tu vuoi spiegare che cos'è un pezzicanno con l'occhio? Che quando uno è Cannaruzzone, no? Che ridi? Un pezzicanno con l'occhio. Un insaccato?
Alla Polifemo. Alla Polifemo. Un Però salame. con occhio, con due occhi, perché in pezzecanno con l'occhio è un gannarozzone. Va. Noi salutiamo tutti gli amici della Catalla, tutti, proprio tutti, da parte dei brigantini, in questo caso siamo due rappresentanti. Io rappresento, diciamo, una ditta farmaceutica che permette a lui ancora di sentirsi uomo, e lui invece rappresenta se stesso perché si sente uomo grazie alla ditta di farmacia mia. Da Lito, Da Fabio e Minghio. Brigantini, Catania. Ed eccoci ancora qui a Siamo chiacchierare tornati alla Catalla. Alla Catalla. Senti, io direi che adesso è giunto il momento di sentire la prima canzone dei Brigantini, perché loro hanno finito finalmente questo lavoro. Me ne volete parlare, per favore? Cosa è questo lavoro? Cosa conterrà? Quanto tempo ci è voluto? Che lavoro avete fatto? Come pensate che andrà? Finito. Ecco. Finito non è la parola esatta, perché Esatto. ancora c'è tutto l'allestimento. Diciamo che rispetto a tutto quello che abbiamo detto nel corso degli anni, ora ne esce, sta estate ne esce, sta primavera ne esce, ora invece siamo veramente addirittura d'arrivo. Il titolo, a meno che poi all'ultimo momento non dovesse succedere qualcosa, è stato cambiato da No Brigantini No Party ad Allarga lo Stretto. Allarga lo stretto. Informazione di servizio, mamma cale c'ha pasta che io fame, Dino, vuol dire che cannarozzone come io. Ciao Dino, Peppe e non Claudio. posso difenderti se Un fai saluto ai queste cose. brigantini, siete forti, siamo i pittori di via Umberto, Graziano e Roberto. La cosa che ci rende più felici è completare a cacca. Così chi si mise che stanno fanno una casa, perché la signora ogni mattina arriva e ci fa: no, questo colore non mi piace, me lo potete cambiare? E ci fa cangiare un culo tutti. Ma è la stessa signora dell'agenzia, ovvio. Sarà Chida, sì, sempre Chida sarà. Nunzia sarà. Perché in quanto abusiva deve cambiare ogni No, giorno. la verità è ma che ti tutte spiego, le le donne parlano donne, così, parlano così in generale. tutte. In generale. Allora scusami, io saluto Paola Bezzocca. Anche Burger di Paola Bezzocca, che c'è anche la pubblicità. Grande Paolo. Il viewser che non si può levare dalla bocca. Il viewser che non si stocca, valora di Paola Bezzocca. No, perché voi dovete sapere, dovete sapere La che il racconto viewster, io sta storia. allora il viewster a contatto ok. con la piastra calda Si si piega. incicca, si stocca, quindi il viewster che non si stocca, che non si può levare dalla bocca, valora di Paola Bezzocca. Lui ci seguiva durante gli spettacoli, il tour di insieme, e uno arrivava, uno altro si fermava, io non l'ho visto, mi disse, ma tu segui noi? E lui disse, caro, se io con Boaccio posso scommare soldi, quando c'è stato altro c'è Budello, io ci vengo sempre. E questo è il mio caro Anzi, lui ha amico, detto, fraterno Paola Bezzocca. lui ha detto io mi ci metto. Vi presento il figlio di Maria, Danilo, il figlio un tipo zen, troppo zen. Lui, grande, guarda quante. Signorinelle, Senti, tu vuoi levare da qua per me favore? lo offre, me lo accetta un bel aperitivo. Senti, tu vuoi levare per favore da qua che io voglio passare la mia serata tranquilla? Non ho bisogno di uomini. Signorinelle, Donna, come ti chiami? senti, te ne devi andare, capito? Dai, insertalo. E finiscila, guarda, con questa testa che ti serve solo per sbattere le orecchie. Fammelo Hai insertare. la testa per consumare shampoo e il busto per fare fetisurura. Te ne vai a raccare per cortesia? Va Signorinelle, bene, va. Guarda che chiama il mio cugino, te lo mucchi. Un viuste? Signorinelle, Chiedo di scecchi, che magari la canzone lo dici. Cinnetto, scecchi. lo sai che se eri mia cugina ero sempre a casa di mio zio. Lo sai che se avevo un cugino come te mi scancellavo dello stato di famiglia? Va bene. Mentre succede tutto questo, Sì. c'è sempre un DJ che dice sulle mani se ne sta fottendo. Sì, tutto questo succede in discoteca regolarmente, c'è un DJ che è abbombato completo, dice sulle mani, vai ragazzi, ballate insieme a noi, vai! Chi non A casa. alza le mani non ci fa arriva niente per domani. 2 settimane. Dobbiamo ringraziare assolutamente i nostri cari
amici, anche se oggi sono in 3, li salutiamo tutti e 4, cioè partiamo da Barbaro che magari ci ascolterà anche in replica perché sta lavorando, salutiamo Vittorio, salutiamo Pandi, perché io non si chiama Chiore Stando, si chiama Pandi e basta, e Antonio che però ormai anche lui è riconosciuto come Lito. Lui è il nostro amico from Ribera, Nino Tortorici. Grazie a voi, grazie a tutti. Spero tu ti sia divertito a stare con noi, allora torna a trovarci. È stato un piacere. Quando sei da queste parti saluta il mio amico Roberto Auteria. L'Italia grande terra di CT, quasi quasi alleno anch'io, ma sì, è un vizio generale.